seguito un brano quasi tutti conosciuti, l'accompagnamento alla processione, uno dei brani che si sentono di più suonati. Lo abbiamo suonato con degli strumenti accordati nella tonalità di Sol e abbiamo usato tre strumenti, quindi punte organo, fiorassio e fiudedda. La cosa che si capisce meglio proprio nel suonare insieme, si può mettere in evidenza tutta la scala delle launeddas. Le launeddas non sono un unico strumento, ma sono una gamma di strumenti, una famiglia di strumenti. Ogni strumento viene chiamato concerto, ha un proprio nome e può essere costruito in diverse tonalità. Il poter sfruttare questa gamma di suoni ovviamente arricchisce il repertorio e possiamo modulare in maniera molto più completa e armonizzare in maniera più completa tutti i brani. Le launeddas, comunque sia, in qualsiasi tonalità siano costruite o qualsiasi taglio abbiano le canne, quindi qualsiasi concerto, è sempre costituito da tre canne, due delle quali sono legate assieme, quindi formano un unico corpo, un unico strumento, e l'altra invece è singola. Le due canne legate assieme si impugnano e vengono diteggiate dalla mano sinistra, mentre la canna libera viene diteggiata dalla mano destra. Le tre canne hanno questi nomi: la più lunga si chiama tumbu e il bordone, come vedete, non ha nessun foro nella parte longitudinale dello strumento, ma l'unica apertura ce l'ha nella parte bassa e quindi è capace di produrre una singola nota, ed è la nota che dà la tonalità a tutto lo strumento. La seconda canna si chiama mancosa o mancosa manna, viene, abbiamo detto, diteggiata dalla mano sinistra, normalmente produce delle note più basse rispetto alla mancosella. Terza canna che viene suonata dalla mano destra e per gran parte produce la melodia vera e propria, ma mano destra e mano sinistra giocano spesso in contrappunto o comunque ci sono delle parti in cui si invertono i ruoli, quindi la mano sinistra canta e la mano destra accompagna. Ci sono diversi, abbiamo detto, suoni, adesso magari ve li faremo sentire anche nel dettaglio così si capisce un pochino meglio. Tutte e tre le canne sono, ovviamente il suono viene prodotto da un'ancia battente, un'ancia semplice, quindi paragonabile all'ancia del saxo o del clarinetto, con la differenza che l'ancia vera e propria del saxo o del clarinetto viene poggiata sullo strumento e viene stretta poi da un meccanismo separato, invece questa ancia viene scissa direttamente sul bocchino.